I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammalata hanno consegnato alla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento una fontana in pietra a forma di conchiglia sequestrata nel 2015 a Santo Stefano Quisquina, nell'ambito di un'attività investigativa che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un individuo dal 1964 ritenuto responsabile dei reati contro la persona e il patrimonio. Nel 2019 il Tribunale di Sciacca ha riconosciuto la fontana in questione come bene di interesse storico e artistico e patrimonio dello Stato. Nel 2020, a conclusione del processo penale con sentenza della Corte d'Appello di Palermo, divenuto irrevocabile nel maggio del 22, è stata disposta la confisca. Il reperto storico è stato trasportato dai carabinieri di Agrigento presso il laboratorio della Sovrintendenza, dove al termine di un accurato restauro, a seguito di un futuro progetto, sarà verosimilmente reinserito nel territorio della nostra provincia. La fontana presenta caratteristiche stilistiche e tecniche risalenti a tutto il XVIII secolo, a forma di conchiglia, volute a rocaie, con orlo rialzato e scalanature e vertiche regolari. Lo stile può ritenersi riferibile a quello di un manufatto attualmente presente nella via Roma del comune di Santo Stefano Quisquina, anche se diversi elementi si differenziano, inducono a pensare che l'esecuzione sia di matrice diversa. Il manufatto in particolare rappresenta una testimonianza remota legata alle vicende del Settecento della baronia di Ventimiglia, che impressero un'indelebile impronta all'architettura e all'arredo urbano della città. In ragione di queste caratteristiche stilistiche, l'opera si colloca, seppur con dimensioni contenute e in tono minore, nel novero delle fontane monumentali del Settecento. In altri interessanti esempi permangono nello stesso territorio, prime fra tutte la fontana di Piazza Castello.